Io penso che tutto può diventare un tesoro, un elemento prezioso su cui ricostruire e creare una propria storia. Ho scoperto questo materiale nel momento in cui sono rimasta a casa disoccupata dopo aver perso uno dei tanti lavori che ho fatto, e da lì è cominciato il mio percorso, che è molto recente. Si tratta di una cosa di 1 anno e mezzo, 2 anni, però sta portando delle grandi soddisfazioni lavorative ma soprattutto umane. Lavoro la plastica perché mi piace, perché è un materiale che, se lavorato come a me riesce, diventa vetro, dà la sensazione del vetro, è luminoso, è trasparente, però nello stesso tempo è mobile, permette di fare tante lavorazioni, di avere addosso delle strutture molto elaborate, molto piacevoli, armoniche, però allo stesso tempo sono leggere e infrangibili. Questo materiale, tra l'altro, mi permette di aggiungerci tanto altro. Ci metto delle perle, dei piccoli grandi tesori che scopro nei vari mercatini o che mi portano le persone, perché la cosa bella è che da quando ho iniziato questo percorso di vita si è creato un circolo virtuoso attorno a me. Ognuno, mi porta i propri tesori, dei pezzi che trova nella ditta in cui lavora, degli scarti di produzione. Ognuno dei miei pezzi ha a che fare con un ricordo, un'esperienza di vita, un viaggio, e delle persone. Ogni oggetto ha un nome perché è legato a una persona, a un'immagine, a un messaggio.